A tutti voi buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. È arrivata oggi la tanto attesa pioggia dopo intere settimane senza precipitazioni e dopo che più volte si è richiamata l'attenzione su questa siccità, sulle conseguenze della siccità per questo territorio. Piogge che sono attese anche nei prossimi giorni basteranno a risolvere la situazione, ad uscire da questa situazione di crisi idrica che si è determinata. Lo scopriremo nel corso di questa puntata di Elettroshock. Il titolo è appunto Acqua col contagocce. Vado subito a presentarvi gli ospiti che sono in studio con noi. Allora un saluto a Cristiano Melchior, vicepresidente di Coldiretti Udine. Grazie Buonasera. Per essere con noi. Buonasera. Saluto e ringrazio per la sua presenza anche Stefano Bongiovanni, direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Buonasera anche a lei. Buonasera. Salutiamo, diamo il benvenuto a Giovanni De Lorenzi che è presidente di Idrogea. Idrogea è la società che si occupa della gestione dell'acqua e della depurazione nel Pordenonese. Buonasera. Grazie intanto a tutti voi per essere qui in studio. Insomma, gli ospiti che abbiamo chiamato a raccolta questa sera ci danno già un'indicazione. Parleremo sicuramente del tema dell'irrigazione dei campi e quindi che cosa succede sul fronte dell'agricoltura, ma c'è interesse anche a capire che cosa accade, che cosa potrebbe accadere sul fronte dell'utenza domestica, senza contare il tema dello spreco, degli sprechi che resta sempre centrale, non solo nei momenti di crisi come è quello attuale. Per iniziare il nostro ragionamento vi proponiamo il quadro della situazione che abbiamo chiesto di tracciare alla Direzione Regionale dell'Ambiente per capire come stanno le cose attualmente in termini appunto di precipitazioni e di criticità per il territorio. Ne abbiamo parlato con Massimo Canali. Sostanzialmente da dicembre, dai primi di dicembre fino a stasera, abbiamo avuto solo 2 eventi di pioggia significativi, i primi di gennaio e a metà febbraio, e un periodo di più di 100 giorni di mancanza totale di precipitazioni. E quindi da una parte il manto nevoso è molto limitato, siamo circa alla metà rispetto alle medie che misuriamo da circa gli anni 70 e poi anche per il regime termico le portate dei fiumi che sono dipese solo dalle precipitazioni sotto una certa quota le stiamo registrando ai minimi storici del periodo, sia sul bacino del Cellina Meduna che sul bacino del Tagliamento che su quello dell'Isonzo. Gli invasi artificiali che sono presenti in regione sono anche questi a livello molto basso, circa il 19% della loro potenzialità, e di conseguenza anche le cosiddette falde freatiche, cioè la quantità d'acqua che si immagazzina nel sottosuolo, specialmente nell'alta e media pianura, presenta per i primi 3 mesi dell'anno, gennaio, febbraio e marzo, un andamento che è sui più bassi della lunga serie misurata a partire dagli anni 50 del secolo scorso, e situazioni analoghe le registriamo negli ultimi 60-70 anni solo in 3 annualità, nel 93, nel 2003 e nel 2012, mentre nel 2012 poi la primavera e l'estate hanno recuperato. Molti si ricorderanno che invece le estati del 93 e soprattutto del 2003 furono molto pesanti. Non abbiamo quindi la sfera di cristallo, sappiamo adesso che da stasera fino a sabato ci saranno le precipitazioni e anche nevose sopra una certa quota, e questo è un dato positivo perché vuol dire mettere fieno in cascina per il periodo estivo. Questo il quadro che ci ha tracciato Canali. Adesso andiamo insomma un po' più nel dettaglio per capire quali sono poi le conseguenze di questa situazione, sottolineando un aspetto: che la siccità sta creando, ha già creato una serie di problemi a catena che poi in un modo o nell'altro finiscono per riguardare tutti noi. Insomma, scopriremo perché poi nel corso di questa puntata. Allora andrei subito da Cristiano Melchior.
Poi andremo direttamente nei campi perché siamo andati ad ascoltare la voce di un'imprenditrice agricola che ci racconta qual è la situazione in questi giorni. Ecco, ma le chiederei intanto di farci capire in termini generali quali sono, che cosa questa situazione sta generando per il settore. Allora, per quello che riguarda adesso le semine, perché noi possiamo partire dal discorso semine primaverili, possiamo posticipare il momento di semina, 15-20 giorni, c'è la possibilità. Il problema nasce su quelle culture cereali autunno-vernini, che sono l'orzo e il frumento, che in questo particolare momento hanno necessità di acqua. Come diceva Canali, speriamo che piova perché c'è veramente la necessità di questa pioggia. I canali sono asciutti, i bacini, anche quelli sono messi male, le falde, dai dati sono stati dati, sono anche quelle, non sono bellissimi dati, per cui il problema nostro in questo momento è identificare, il momento preciso adesso è il cereale autunno-vernino. Se riusciamo ad avere la pioggia per i prossimi giorni è una bella cosa. Poi vedremo per le semine che riguardano primaverili, il mais e la soia. Però facciamo un passo alla volta perché questo è un momento critico, per cui bisogna fare dei passi e vedere quello che accadrà. Ecco, le piogge sono cominciate oggi, le previsioni ci dicono che proseguiranno indicativamente fino a sabato. Sì. Questo vi dà già un po' di respiro, tampona un po' la situazione? Tampona, come dici tu, tampona. Andiamo a sabato, poi vedremo. Come ripeto, le semine primaverili possono aspettare ancora 15-20 giorni, non c'è pericolo, però abbiamo bisogno ora della pioggia. C'è necessità per aiutare queste culture. Abbiamo gli asparagi, abbiamo anche altre culture che sono già in atto nei campi, per cui facciamo un passo alla volta e speriamo anche nel cielo che ci aiuti. Allora vado da Stefano Bongiovanni, diceva canali, insomma canali, corsi d'acqua ai minimi storici, ci spiega un po' qual è la situazione vista dalla vostra prospettiva? Ma la preoccupazione dell'ingegner Canali era la nostra. Effettivamente diciamo che la pioggia di oggi e dei prossimi giorni risulta fondamentale per andare ad alleviare una situazione che si stava facendo veramente preoccupante. Noi adesso stavamo iniziando a ripristinare la portata nella nostra rete di canali, che sono 350 km di canali, erano stati parzialmente asciugati per fare degli interventi di manutenzione e ristrutturazione straordinaria finalizzati proprio al risparmio idrico, finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole per un importo importante di 14 milioni di euro, finalizzati proprio a cercare di evitare che l'acqua si disperde, quindi ottimizzare anche il suo utilizzo. Adesso però, proprio nei prossimi giorni, già da domani, iniziamo a ripristinare l'acqua nei canali, però la portata del tagliamento è talmente ridotta e di conseguenza anche la nostra derivazione che non avevamo acqua a sufficienza per ripristinare la portata in tutti i canali contemporaneamente e quindi avevamo stabilito di dare priorità ai canali in cui era più marcata l'esigenza di fare il servizio irriguo, dando priorità anche alle zone con eventuale servizio antibrina, perché dobbiamo essere pronti a garantire anche il servizio antibrina nel caso in cui si verifichino delle gelate tardive. Quindi avevamo fatto un programma di ripristino molto graduale, posticipando eventualmente il ripristino della portata in alcuni canali in assenza d'acqua. Con le piogge dei prossimi giorni speriamo di riuscire a limitare, diciamo, l'allungamento dei tempi. C'è stato nei giorni scorsi un tavolo tecnico che si è riunito a Udine proprio insomma, sul tema della siccità, con tra gli altri anche l'assessore regionale Zannier, e si era detto che la data del 1° aprile, mi pare di capire già domani, in realtà è un po' la prova del 9, un banco di prova di quello che potrebbe accadere con la riapertura dei canali. Sì, effettivamente io sono in consorzio da una ventina d'anni, non mi era mai successo di dover, diciamo, valutare quali canali riaprire proprio per la scarsità di acqua. Quest'anno lo stavamo per fare e valuteremo in base a quanta acqua, quanta pioggia avverrà nei prossimi giorni, se questa esigenza si manifesta oppure se le piogge siano sufficienti e tali da poter invece fare un'apertura graduale come insomma, in condizioni ordinarie.
Vado allora da Giovanni De Lorenzi per capire, perché a un certo punto si era detto attenzione che anche le utenze domestiche potrebbero risentire di questa situazione di crisi idrica. La prima domanda che le faccio è: qualche rischio effettivamente c'è o è troppo presto per parlarne? No, diciamo che non è mai troppo presto per parlare di un tema che interessa un servizio pubblico essenziale e quindi il gestore, quali siamo noi, necessariamente devono anche essere in grado di intervenire in qualsiasi situazione, per cui una delle tematiche che viene spesso discussa all'interno dei nostri ambienti è proprio anche quella legata alla siccità, nel senso che quando ci troviamo in una situazione quale questa, con quasi 4 mesi che non piove, forse qualche giorno di più, la preoccupazione esiste sempre. Non abbiamo la preoccupazione che possono avere gli agricoltori, che per le loro produzioni questi mesi di siccità e comunque di mancata pioggia producono dei reali, diciamo così, aggravi da un punto di vista produttivo e quindi con delle conseguenze per loro appunto gravose. Per quanto riguarda noi, dobbiamo dividere il territorio e le possibilità di difficoltà di come dire, approvvigionamento a seconda del caso che l'acqua possa essere prelevata in pianura piuttosto che in montagna. Chiaramente in pianura ci sono delle falde molto ampie e lì diventa diciamo così, molto più facile la gestione anche in un periodo quale quello che stiamo vivendo. Oltretutto le falde sono ricche d'acqua, hanno altri problemi sui quali poi spero di poter tornare, perché fanno parte comunque di un ragionamento complessivo sulla gestione dell'acqua, anche per non solo assicurarla, ma anche per permettere che l'acqua sia buona e controllata e di grande, come dire, assicurazione dal punto di vista sanitario. Mentre invece, dicevo, per quanto riguarda gli ambiti montani è più difficile, perché abbiamo sorgenti in prossimità di torrenti o comunque sorgenti abbastanza piccole, direi non di grandissima portata, e nel caso in cui diciamo così, la caduta di neve sia insufficiente ad assicurare anche come dire, il continuo approvvigionamento della sorgente diventa difficile. Personalmente ho vissuto un caso proprio domenica mattina, quando mi sono alzato, anzi era sabato, all'onor del vero, alle 6 di mattina ho trovato il mio rubinetto dove l'acqua non c'era più, ecco. Ho dato subito l'allarme e da lì a poche ore Idrogea è riuscita a dare a quel paese dove vivo, che è il più alto paese servito in provincia di Pordenone, e è riuscita a dare l'acqua e a mantenere comunque un apporto sufficiente a far sì che la siccità non ci soffochi del tutto. Ecco, quindi voglio dire, i problemi ci sono, ma sono più facilmente gestibili, anche perché ci sono dei mezzi, diciamo così, meccanici o comunque delle attività che fanno parte del nostro mestiere, che ci permettono comunque di assicurare il servizio pubblico a tutto tondo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Di nuovo insieme con Elettroshock stiamo parlando di questa crisi idrica, della siccità. Oggi è arrivata l'attesa pioggia, ci chiediamo se basteranno le precipitazioni di oggi, dei prossimi giorni, per riportare la situazione alla normalità. Sicuramente queste piogge daranno un po' di respiro. Per capire bene come stanno le cose, il nostro Daniele Paroni ieri ha raggiunto la presa dell'Edra Ospedaletto di Gemona sul tagliamento per insomma, capire appunto qual è la situazione. Di fatto nel bacino di carico c'è poca acqua e quindi si deriva sull'Edra con un solo sifone su 4. Andiamo a vedere.
La sentite, questa è l'acqua del tagliamento che converge in questa opera di presa del Ledra. È un tagliamento orfano di acqua perché non piove da mesi, e come sentiremo fra poco da Giovanni Baldissera del Consorzio Pianura Friulana, la situazione è piuttosto grave perché quei 4 sifoni lavorano praticamente al 25%. Esatto. Giovanni, ce n'è uno solo che funziona? Uno solo che lavora, sì, perché l'acqua è talmente poca nel bacino di carico che possiamo adoperare un sifone solo e deriviamo solo con quello. La portata nel canale Ledra è di circa 7 cubi al secondo, quando dovremmo averne 17-18. D'altra parte abbiamo il bacino di carico scarso d'acqua, possiamo derivare solo questi cubi, anche perché dobbiamo in ogni caso rilasciare una portata nel corpo idrico, cioè nel tagliamento, che è di circa 8 metri cubi al secondo in questo periodo. Proprio per monitorare la portata del corpo idrico superficiale in corrispondenza della derivazione del canale, abbiamo delle misure da fare sotto il ponte dell'autostrada giù a valle, dove ci sono delle pozze che devono essere costantemente alimentate per garantire la sopravvivenza della fauna ittica. In questo momento la quantità d'acqua è veramente scarsa. Quanto dovrebbe piovere per riattivare gli altri 3 sifoni? Ma si presume dai 50 ai 100 mm almeno, no? Perché bisogna riempire tutto il bacino di carico, quindi ci vuole una pioggia costante e che duri almeno qualche giorno. Da quant'è che non succedeva una cosa del genere? Beh, una situazione analoga possiamo risalire al 2013, forse non in questa condizione particolare, però si andava molto vicino. Ecco, lei diceva 7 metri cubi. Cubi al secondo. 7 metri cubi al secondo è la portata attuale del canale Ledra. E questo è un fiume che ha fatto paura, oggi fa quasi tenerezza. Sì, è vero, quando il tagliamento è in piena qui in questo punto, quando l'acqua va da una sponda all'altra, si misurano anche 1200-1300 metri cubi al secondo. E le centraline idroelettriche funzionano o no? Le centraline idroelettriche che sono poste lungo l'asta del canale Ledra attualmente sono fuori servizio perché hanno troppo poca acqua, cioè la portata attuale non consente di turbinare. Dovrebbe esserci almeno il doppio della portata attuale, quindi sui 13 metri cubi al secondo. Rientriamo in studio, vado subito da Bongiovanni per commentare questa situazione e poi spiegare come questo si riflette sul sistema. Effettivamente, come abbiamo visto, la situazione è particolarmente critica e speriamo che tenda adesso a migliorare, anche se effettivamente 3-4 giorni di pioggia, diciamo, una rondine non fa primavera. Se dopo questi 3-4 giorni di pioggia si instaurasse di nuovo un periodo di assenza di precipitazioni, diciamo, non avremmo risolto praticamente niente, anzi si andrebbe a incrementare una situazione già quindi particolarmente grave. Quello che diceva il collega Baldissera delle centraline idroelettriche poste lungo il canale è altrettanto vero poi per tutte le centrali che sono poste anche nel reticolo più a valle. Quindi abbiamo la doppia esigenza: in primis ovviamente dobbiamo soddisfare il fabbisogno irriguo vista la siccità, insomma, che era incipiente fino a oggi, e poi sappiamo benissimo che la congiuntura richiederebbe una importante produzione da fonte rinnovabile, però la scarsità della risorsa idrica non ci sta agevolando neanche da questo punto di vista. E queste sono le famose reazioni a catena di cui parlavamo, no? Questo per dare proprio l'idea in maniera anche molto concreta di quali siano gli effetti di questa situazione. Torniamo sul campo e lo facciamo andando a Lestizza. Il nostro Fabio Di Bernardo ha incontrato l'imprenditrice agricola Elena Tavano. Sentiamo allora che cosa ci ha raccontato. Il problema nel settore cerealicolo della mancanza d'acqua è sicuramente legato alle culture autunno-invernine che adesso sono in sofferenza. Le coltivazioni che stanno soffrendo in questo momento sono principalmente il frumento e l'orzo. Invece per quanto riguarda il mais dobbiamo ancora iniziare le semine, appunto perché stiamo aspettando la pioggia, altrimenti ci troveremo costretti a ricorrere all'irrigazione di soccorso, quindi aumentando anche i costi che sono relativi all'irrigazione. Se non pioverà a sufficienza in questa primavera e quest'estate ci troveremo un po' in difficoltà nel reperire le risorse idriche. 2 o 3 anni fa ci siamo trovati costretti a ricorrere all'irrigazione di
di emergenza per bagnare sia le culture autunno-invernine sia per far nascere il mais. Solo che in questo momento, in quest'anno, soprattutto anche a causa dell'aumento dei costi dell'energia elettrica, anche il costo dell'irrigazione di soccorso è aumentato tantissimo e quindi si tende a resistere. E riguardo ai costi ci sono stati tantissimi aumenti, iniziando dal carburante e passando per quello che sono i costi dei concimi, che sono più che triplicati, oltre ad essere veramente difficile e incerto la reperibilità di questi. I margini si riducono perché da una parte sì, abbiamo un aumento di quello che è il valore del mais, ma quanti sono gli agricoltori che in questo momento hanno in mano del mais da vendere? Sono pochissimi, piuttosto gli agricoltori si immettono sul mercato come acquirenti e quindi non traggono vantaggio in questo momento dell'aumento dei costi del prezzo del mais. Un allevatore si trova a dover acquistare le materie prime ad un costo notevolmente superiore, mentre il prezzo del latte è aumentato pochissimo, parliamo di centesimi. È questa la situazione, c'è l'agricoltura, poi c'è anche l'allevamento e ci sono imprenditori che sono attivi, no, su entrambi i fronti e che si trovano da un lato con l'aumento dei costi di produzione e dall'altro insomma i profitti che si assottigliano sempre più. Partiamo proprio dall'agricoltura, qui siamo entrati un po' più nel dettaglio rispetto a quanto Melchior lei ci diceva in apertura, no? Sulla difficoltà contingente del momento, con gli agricoltori che devono prendere anche delle decisioni e sono in balia di tantissime variabili. Fino a un attimo fa erano solo quelle economiche, adesso queste variabili si moltiplicano, no? Ma diciamo che partiamo con un 2022 scoppiettante, dall'energia, poi dalle guerre con gli aumenti dei prezzi, i problemi nel settore zootecnico, io sono un allevatore tra l'altro. Pertanto ci ritroviamo con i primi mesi dell'anno seriamente in difficoltà. Come diceva la collega Tavano, i costi di irrigazione aumentano. Perché aumentano? Ma aumentano perché la pioggia non viene. Però c'è un altro problema, ma se noi non abbiamo l'acqua non possiamo nemmeno irrigare. Questo è il succo che oggi dobbiamo trattare. Se non c'è l'acqua non irrighi, non semini, si ferma l'agricoltura. Cioè, questo è qualcosa che poi possiamo vedere più, in maniera forse un po' più grossa di quello che è adesso. Cerchiamo di prendere quello che è in questo momento qua. Sicuramente tutto il nostro settore in questo momento è in grave difficoltà. La collega Tavano ha toccato tutti i punti, dalla zootecnia ai concimi, a tutto quanto. È un momento difficile per noi, è un momento veramente che ogni agricoltore sta ragionando quello che deve fare, perché un agricoltore che vive di cerealicoltura può decidere: oggi faccio a meno di fare mais, che è una pianta che mi chiede tanta acqua, e posso destinare una parte della mia produzione per fare soia, la quale chiede meno consumo idrico. Un zootecnico non può fare questo ragionamento. Un zootecnico deve, se ha un allevamento, le stalle con le vacche da latte, i suini, i polli, non possono fermarsi, per cui hanno un ciclo che è continuo, per cui l'approvvigionamento delle materie prime. Cioè c'è tutto un insieme di cose che sono da mettere vicino. Agli animali bisogna continuare a dare da mangiare, che ci siano i rincari o meno, questo è il punto, non si può decidere a un certo punto di non nutrirli più. Perché altrimenti li dobbiamo mandare al macello. Ma cosa succede questo poi? C'è una ripercussione a livello economico globale, perché noi, io come sono un allevatore di suini, parliamo di distretto agroindustriale, come ad esempio il prosciutto di San Daniele. Quali effetti avrebbe poi? Cioè, iniziamo con dei discorsi che andiamo veramente a toccare cose veramente grosse. Il mio augurio è che un po' a livello economico le cose un po' si sistemino, specialmente dalla parte dei paesi balcanici, dei paesi dell'est, questa guerra finisca in modo da permettere di avere un po' di stabilità, perché il nostro paese ha bisogno di stabilità. Necessita di questo, perché siamo un paese che abbiamo necessità di materie prime dall'estero. Sono delle scelte economiche sbagliate fatte negli anni.
Io penso che questo momento qua, tra il discorso dell'acqua, il discorso di pozzi, che sicuramente con Di Lorenzo ne parleremo, ci sono cose che dobbiamo iniziare tutti quanti insieme ai consorzi, perché non c'è solo il consorzio Pianura Friulana, ci sono anche il consorzio Cellina, c'è il consorzio Zontino, per cui c'è su tutto il territorio friulano, bisogna iniziare a ragionare quello che vogliamo fare dell'agricoltura per i prossimi anni. Per cui sono dei discorsi da fare anche a livello politico, bisogna fare dei ragionamenti, quello che è il nostro territorio, quello che possiamo fare, delle idee nuove, tipo il discorso dei bacini. Abbiamo dei periodi di siccità, però abbiamo dei momenti di grande intensità di pioggia, perché non iniziamo a ragionare, a creare dei bacini che non siano troppo impattanti, però c'è la necessità di iniziare a ragionare insieme su tutte queste cose. E Coldiretti e agricoltori, su questo io penso che siano in grado di poter dare il loro contributo. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco. Stiamo entrando un po' nel dettaglio delle varie questioni che abbiamo messo sul tavolo. Abbiamo parlato degli agricoltori, abbiamo parlato anche degli allevatori che peraltro proprio in questi giorni in Friuli hanno chiesto che sia riconosciuto un prezzo più alto al latte, hanno chiesto 5 centesimi in più, in particolare alla grande distribuzione. Qui c'è evidentemente bisogno anche di un'azione a livello istituzionale, a livello politico. L'assessore Zanni insomma si è reso in qualche maniera disponibile per facilitare questo dialogo. Vediamo come andrà. Intanto appunto la situazione che vivono gli allevatori è questa: i rincari ci sono anche per i mangimi, non si può decidere di non dare più da mangiare agli animali se non poi destinandoli al macello, con le conseguenze che appunto Melchior ci ricordava. La necessità di un'azione di sistema, c'è da immaginare che con risorse non dico contingentate, ma insomma sicuramente non inesauribili, dovremo fare i conti a lungo. Non aspettiamo sempre le crisi, le emergenze per cominciare a fare un ragionamento a livello di sistema con tutte le varie componenti. Allora io su questo tornerei da De Lorenzi. Poi insomma si parlava del tema del risparmio da un lato, del contrasto agli sprechi dall'altro. Avremo modo di tornare anche su questo, parlando poi del ruolo anche che tutti i cittadini, tutte le famiglie possono avere in questa partita. De Lorenzi, il ragionamento sul sistema che deve cominciare a fare qualcosa su questo fronte. Io ho ascoltato i colleghi in studio e ho sentito delle espressioni che ovviamente sono contingenti, realistiche e necessariamente da affrontare. C'è chi sostiene che la politica dovrebbe intervenire per regolamentare la distribuzione dell'acqua o comunque l'utilizzo dell'acqua, ma nello stesso tempo dobbiamo anche prendere il presupposto che l'acqua non ci arriva dalla politica, ma ci arriva dal buon Dio, dalla natura. E questa non ci risparmia gli errori che molto spesso facciamo nel governo dell'acqua, nella regimentazione dell'acqua, quando questa l'abbiamo a portata di mano. Ecco, questo per dire cosa? Per dire che uno dei primi passaggi deve essere fatto da un punto di vista proprio della consapevolezza e da un senso civico che secondo me di questi tempi non è trascurabile, è proprio il rapporto con l'acqua. L'acqua è un elemento essenziale, senza l'acqua non facciamo agricoltura, non facciamo economia, non facciamo elettricità, l'acqua va a lambire un po' tutti i settori e i comparti economici, produttivi, ma anche di sostentamento vitale. Per far questo bisogna pensare che l'acqua, e immaginare, non solo immaginare, ma essere consapevoli che l'acqua non è infinita. La settimana scorsa si celebrava la giornata mondiale dell'acqua e le fonti esponevano il fatto che nel 2050 l'acqua potrebbe essere ridotta di un 40% rispetto a quella che oggi disponiamo. Provate a immaginare lo scenario che ne può derivare, uno scenario direi quasi come dire veramente da carestia, quale quella che si sta prefigurando la guerra in Ucraina, ma questa è ancora peggio perché
Senza acqua è impossibile vivere, è impossibile cucinare, è impossibile svolgere le funzioni vitali della quotidianità. Quindi lo spreco dell'acqua deve essere una lotta che deve fare riferimento a tutti i soggetti attivi del territorio a livello globale. Senza acqua, ripeto, non si fa economia. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare queste piccole economie, cerchiamo di essere presenti laddove le perdite sono importanti. Abbiamo impostato con gli altri gestori della nostra regione e in alcuni casi anche con alcuni della regione del Veneto delle procedure di distrumentalizzazione per quanto riguarda le perdite e per quanto riguarda anche le perdite fognarie, sia le perdite acquedottistiche sia per quanto riguarda quelle fognarie. Perché questo? Perché alla fine l'acqua è un ciclo, l'acqua arriva da qualche parte, poi va a finire da un'altra parte per rimpinguare ancora quello da cui prima proveniva. Quindi l'acqua bisogna restituirla e bisogna restituirla anche sana, pulita, che possa essere un elemento e un alimento positivo per le comunità che vivono nel territorio. In questo momento possiamo dire che non è proprio così e stiamo andando verso un percorso quasi una sorta di declino da un punto di vista civile. Una società civile senza acqua, senza la distribuzione di un'acqua, diciamo così, che contenga anche le perdite, che faccia economia dell'acqua, che la mantenga per il futuro, per le nuove generazioni, un'acqua che dia delle aspettative di sanità di cui ci si può fidare, non può più essere erogata attraverso dei pozzi artesiani. Ecco, voglio dire con questo che se da un lato le attività agricole sono legate necessariamente al prelievo artesiano, ci sono troppe utenze ormai di acqua domestica che invece si alimentano e si approvvigionano dell'acqua appunto dai pozzi artesiani. Questo è un grosso problema che bisogna affrontare, perché non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare, nel nostro piccolo, per quanto possa apparire piccolo, ma in effetti è un problema veramente grosso, a me risulta che, adesso non vorrei sparare troppo grossa, ma credo sia la verità, che nella nostra pianura friulana preleviamo acqua in falda per un equivalente di consumo pari a 50 milioni di abitanti. Ecco, io credo che questo sia un dato che deve far pensare, che deve indurre la politica ad affrontare il problema, che deve indurre le categorie economiche a farsi portavoce di un sistema regolamentato che possa permettere di sviluppare ognuno per proprio conto e per la propria, diciamo così, mission, un utilizzo dell'acqua consapevole, con la consapevolezza che possa continuare in futuro a ricreare quell'economia che sta venendo meno. Quindi una regolamentazione anche per quanto riguarda i pozzi artesiani? Non è diciamo così, un compito nostro, ma è un problema che mi è stato dato il gancio per intervenire su questo. Non lo faccio perché voglio portare al gestore del servizio idrico integrato più utenti, lo dico perché in effetti c'è uno spreco enorme, ci sono dei pozzi che tirano su acqua a getto continuo, parliamo di una media di 5-6 litri al secondo, il mio paese vive con 1,5 litri al secondo, il mio comune vive con 6-7 litri al secondo, voglio dire, ma non so se ci rendiamo conto di quanto sia importante questo tipo di prelievo, perché poi alla fine si crea anche un altro ulteriore problema che va a gravare sulla convivenza civile. L'acqua del pozzo viene sversata nuovamente sul terreno e quest'acqua poi per andare a ripinguare le falde, i tecnici mi dicono che ci vogliono 50-60 anni, ma non è solo questo il problema. Immaginiamo che nel frattempo i nostri amici agricoltori, con tutto il bene che le voglio, un po' lo faccio anch'io, magari per hobby, ma mi piace effettivamente farlo, sversano l'acqua ovviamente nel sottosuolo, ma quel sottosuolo non è più lo stesso che prima accoglieva l'acqua, è un sottosuolo dove sono stati buttati diserbanti, dove abbiamo trovato la DACT, che questa ovviamente va a filtrare l'acqua, che porta all'inquinamento nelle falde, quindi andiamo ad avvelenarci la vita, questo è il problema di fondo. Quindi l'acqua deve essere trattata attraverso una metodologia di grande consapevolezza civile, tecnica e scientifica. Allora vado però a questo punto da Melchior, visto che insomma, siete stati in qualche maniera chiamati in causa. Ma da parte mia concordo con Di Lorenzo,
non mi trova così, non sono contro quello che vi dice, perché questo forse è il momento giusto di far capire le cose. L'acqua è un bene per la vita, l'acqua è un bene per l'uomo, l'acqua è un bene per l'economia. L'economia varia da tutto, agricoltura, industria, tutto quello che è oggi economia. Pertanto noi dobbiamo in questo momento anche di crisi, dobbiamo capire quello che vogliamo fare. Il discorso che ho fatto prima era per questo, cioè se questi pozzi c'è un consumo, se queste falde ci vogliono 50-60 anni per ripinguarle, bene, controlliamole. Perché dobbiamo consumare tutta quest'acqua? Oggi qui abbiamo il direttore del consorzio. Cosa ha fatto il consorzio? Prendiamo un esempio. Gli impianti da scorrimento li sta portando a pioggia. Perché? Perché ha visto che c'è una perdita di acqua, c'è un consumo di acqua che è elevato, per cui bisogna iniziare a fare questo tipo di ragionamento. Da qui poi andremo, che ne so, alla microgoccia. Per cui, vede, già l'agricoltura nel suo modo di lavorare ha iniziato a capire che l'acqua è un bene. L'acqua per poterla usare ha anche un costo, per cui c'è un costo di energia, per cui cosa vuol dire? Che se io utilizzo un prodotto, la utilizzo in modo più razionale, consumo meno. Per cui il mondo agricolo già capisce bene queste cose perché le prova di prima persona. Come diceva prima la collega Elena, che dice irrigazione di soccorso. L'irrigazione di soccorso significa pompare con un motore termico l'acqua da un pozzo o da un canale e metterla in pressione negli impianti. Questo è un costo. Con quello che costa oggi il gasolio, che eravamo arrivati poco tempo fa a €1,50 al litro per quello che riguarda il gasolio agricolo, e sulla pompa per l'utente erano €2,20, €2,30, quello che era, per cui sono dei costi che l'agricoltore oggi sta molto attento a quello che fa. Cui non mi trova Di Lorenzi così contro, anzi sono d'accordo con lui e bisogna, come dicevo il mio discorso, insieme lo facciamo le cose, le facciamo noi, le faccia il consorzio, la fa la politica, la fa l'Idrogea e assieme a tutti quanti dobbiamo iniziare a fare un percorso. Questo percorso serve per migliorare il nostro paese. Per migliorare il nostro paese o siamo tutti interpreti o altrimenti non abbiamo capito nulla e questo è il momento migliore per poterlo fare. E ci mettiamo in mezzo sempre anche i cittadini, io certo. Lo sottolineo continuamente. C'è qualcun altro che soffre per questa situazione di crisi idrica? Siamo andati in un impianto ittico nella zona delle Risorgive, vediamo. Ultimamente abbiamo avuto delle carenze di pioggia che ci hanno portato ad avere un 20% di quello che è la risorsa idrica normalmente in questo periodo, per cui stiamo soffrendo per mancanza del bene più essenziale per la frutticoltura e stiamo vivendo una situazione in cui abbiamo dovuto svendere buona parte o svendere insomma, perché la necessità ti porta anche a vendere a un prezzo dove ti devi accontentare, a vendere buona parte del prodotto, perché non c'è la risorsa idrica necessaria per poterlo sostenere. In questo periodo il prezzo doveva salire, perché abbiamo avuto l'aumento delle materie prime, il mangime è aumentato del 30%, l'energia del 50%, e noi invece abbiamo mantenuto quei prezzi, senza recuperare i costi che abbiamo sostenuto, che abbiamo avuto in questo periodo, che abbiamo avuto l'80%, abbiamo in questo momento una perdita dell'80% di quello che è normalmente la nostra risorsa idrica. Non è niente di eccezionale se lo vediamo in un periodo storico di 20-30 anni. È una grave crisi idrica nell'eccezionalità del periodo, ma non del lungo periodo. Le perdite le recupereremo, parliamo delle risorse idriche, riusciremo a recuperare solo con la pioggia che cadrà nell'arco di una stagione, non certo di qualche settimana o di qualche giorno. E comunque la pioggia deve cadere in montagna per poter sgorgare qui da noi, per poter arrivare qui da noi attraverso le risorgive.
E così abbiamo aggiunto un altro tassello alla nostra discussione. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi rientreremo in studio non solo per tirare un po' le somme, guardare anche un po' in prospettiva quello che si sta facendo, ma sentiremo anche il nostro esperto meteo, Antonino Renda, per capire un po' qual è la situazione, qual è l'evoluzione. A tra pochissimo. E allora abbiamo aperto questa puntata di Elettroshock con le parole di Massimo Canali, direzione regionale ambiente, che ci ha appunto tracciato un quadro della situazione e ci ha introdotto al tema di questa serata. In quest'ultimo blocco sentiamo quello che ci ha raccontato il nostro l'esperto meteo, lo sentiamo tutte le mattine, tutte le sere qui su Telefriuli per le previsioni del tempo. Gli abbiamo chiesto in questo caso non solo di capire quello che accadrà nei prossimi giorni, ma anche di andare un po' indietro nel tempo per qualche confronto con quanto è già accaduto nel nostro territorio. Per esigenze di sintesi non abbiamo trattato la situazione del 2012, ma insomma di carne sul fuoco ce n'è parecchia. Sentiamo allora Antonino Renda. Parlando di mancanza di precipitazioni sul nostro territorio regionale, volevo fare degli esempi sul passato recente e non. Un passato che ha visto più volte la nostra regione vedere nel primo trimestre invernale anche meno millimetri di quelli che sono caduti quest'anno, prendendo a riferimento la città di Udine, ad esempio, che attualmente è arrivata a 90 millimetri dal 1° gennaio, 90 millimetri di pioggia. E parliamo di quello che è accaduto negli anni anche non recenti, cioè ad esempio nel 98, faccio solo 2 esempi, nel 1998 sono caduti soltanto 40 mm di pioggia nei primi 3 mesi dell'anno e nel 2003 il mese di marzo chiuse a 0 mm e anche nei mesi precedenti caddero soltanto 76 mm di pioggia, quindi meno rispetto a quest'anno. E il mese di marzo non è ancora finito, visto che nei giorni del 30 e del 31 pioverà ancora. Nei prossimi giorni continueremo a essere interessati da questo sistema depressionario, un sistema depressionario alimentato da aria molto fredda proveniente dal nord Europa. Aria fredda che nel corso della serata di venerdì, come potete vedere da questo nucleo colorato in azzurro, entrerà dalla Valle del Rodano sull'est della Francia. Entrando dalla Valle del Rodano provocherà la formazione di un'ulteriore depressione, una depressione che ci porterà ancora delle precipitazioni e delle nevicate in montagna a quote anche piuttosto basse. Continuerà a piovere nei prossimi giorni, dunque le piogge saranno piuttosto abbondanti. Parliamo di accumuli che localmente potranno anche superare i 100 mm su alcune località della nostra pianura e, come sempre accade, sulla nostra fascia prealpina potrà piovere anche molto di più, quindi più di 100-200 mm nel corso dei prossimi giorni. Un certo miglioramento del tempo si avrà nella seconda parte del fine settimana, ma col miglioramento del tempo giungeranno anche le temperature ancora più basse, dunque il calo delle temperature sarà ancora più avvertibile quando poi il cielo diverrà sereno tra la fine del fine settimana e l'inizio della prossima, nonostante una residua instabilità. Lì avremo il pericolo magari di qualche gelate che comunque anche in questo caso in passato, e non andiamo molto lontano, l'anno scorso sia nel 2021 che nel 2020 si sono viste sulla nostra regione con temperature fin verso i 2-3 gradi sotto lo zero. Termino dicendo che comunque sia, nonostante l'assenza della pioggia per circa un mese sulla nostra regione, la situazione non è così critica proprio grazie all'arrivo di questo peggioramento del tempo che ristabilirà gli equilibri e recupererà almeno in parte la pioggia che non è caduta nei mesi precedenti. E allora tornerò da Melchior per parlare di questo rischio gelate, no? Perché ce n'è sempre una con cui fare i conti, però partirei da Bongiovanni. Insomma, diceva il nostro Antonino Renda, le precipitazioni di questi giorni ci aiuteranno un po' a ritrovare almeno parzialmente un equilibrio. Stavamo parlando di quello che si può fare, di quello che sarebbe bene fare in futuro, è giusto anche raccontare cosa già si sta facendo. Allora il consorzio come si sta muovendo, che tipo di
strategie ha già messo in atto e sta portando avanti? Ma diciamo, come ha indicato prima Melchior, effettivamente stiamo usufruendo delle trasformazioni irrigue che abbiamo attuato negli anni precedenti, a partire dalle siccità molto importanti del 2003 e del 2006, grazie a una serie di finanziamenti regionali e ministeriali, abbiamo convertito l'irrigazione da scorrimento a pioggia su migliaia e migliaia di ettari, e questo ci ha consentito di superare stagioni siccitose estive senza creare problemi, diciamo, all'utenza. E questo programma continuerà, perché abbiamo ancora una decina di migliaia di ettari da convertire, e questo ci consentirebbe un ulteriore risparmio idrico. A questo va a aggiungersi il fatto che le infrastrutture irrigue iniziano a mostrare i segni del tempo. Prima eravamo Ospedaletto con opera di presa realizzata nel 1911 e che gode ancora di buona salute, ma tutta la rete di minuta distribuzione necessita di interventi di ammodernamento. Abbiamo voluto cogliere l'occasione del PNRR, il Ministero delle Politiche Agricole ha predisposto un bando che andava a dare una premialità per gli ammodernamenti delle reti irrigue esistenti, e quindi siamo, diciamo, in graduatoria per andare a intervenire sulla rete irrigua a scorrimento che effettivamente evidenzia, insomma, delle perdite localizzate su cui è opportuno intervenire per cercare di garantire all'utenza la quantità d'acqua necessaria all'irrigazione ed evitare gli sprechi. Un domani comunque bisognerà anche pensare, lo stiamo già facendo, ad opere infrastrutturali che consentano di immagazzinare l'acqua quando effettivamente si rende disponibile e poi distribuirla nei momenti in cui mancano le precipitazioni, e ottimizzare eventuali già bacini esistenti. Insomma, questo per raccontare appunto come un territorio reagisce, e poi giustamente citato il PNRR che mette a disposizione delle risorse che è importante poi trasformare, no, in progetti, in opere che in questo caso sono davvero fondamentali. Il nostro Antonino Renda ci diceva ci sono le precipitazioni, nel momento in cui tornerà il sereno ci sarà comunque un abbassamento delle temperature, abbiamo il rischio gelate. Abbiamo peraltro visto una foto, uno scatto che si riferiva a quanto successo l'anno scorso. Questo è un altro problema per voi? Sì, sicuramente è l'incubo primaverile, cioè il ritorno dal freddo. In quel momento in cui sbocciano le gemme per dare il frutto, ci ritroviamo con queste temperature che possono anche raggiungere i -5, -6, non solo i -2. Per cui ecco lì l'importanza di questi sistemi nuovi di microirrigazione per poter fare questa specie di sbrinamento in modo da non ghiacciare e non andare a rovinare queste gemme. Non tutti hanno la possibilità di avere questi tipi di impianti. Abbiamo visto anche in qualche fotografia qualcuno accende dei grossi bidoni con il fuoco nelle vigne perché giusto per poter spaccare quel sottile freddo che alla mattina verso le 6 di mattina si forma col ghiaccio per non andare a rovinare queste piante. Qui sì, l'agricoltura è un mondo impegnativo, è un mondo che dà soddisfazione, però una volta pensavamo solamente all'irrigazione estiva, oggi invece dobbiamo ragionare completamente a 360 gradi, dal momento in cui dobbiamo partire a seminare, al momento in cui seminiamo, al momento in cui raccogliamo, al momento in cui come sarà l'inverno. Qui l'agricoltura, ci sono stati negli anni, attraverso questi anche cambiamenti climatici, c'è un'evoluzione anche nell'agricoltore in tutto il suo lavoro. Allora, prima di chiudere vi proponiamo un altro contributo, perché a soffrire a causa della siccità sono anche le api, che restano non solo senza acqua ma anche senza cibo, e abbiamo ormai capito quanto importanti siano per noi le api. Ci spiega il perché di questa situazione il nostro collega Lorenzo Pausa nel prossimo servizio. Il lungo periodo di siccità in regione ha riportato in sofferenza il mondo dell'apicoltura, già in difficoltà a causa di emergenze climatiche ormai sempre più frequenti. Con poca acqua a disposizione le api si indeboliscono e fanno più fatica nel riprodursi. È un problema molto grave, in quanto in questo proprio preciso momento le api che si stanno rafforzando
loro aumentano da circa 7.000 a 8.000 individui degli invernali per arrivare a oltre 50.000 in primavera. E hanno bisogno di acqua per fare in modo che questa, unitamente al nettare, unitamente al polline, venga data da mangiare alla covata. Se non c'è questo materiale essenziale, le api non riescono a crescere e quindi la regina stessa, vedendo che ci sono delle problematiche, si blocca e non possono costruire una famiglia che sia una famiglia adeguata per andare a bottinare nei fiori. A risentire della siccità sono anche le piante stesse, con la conseguenza che le api si ritrovano non solo senza acqua, ma anche con poco cibo. Le piante, non trovando umidità, raccolgono presso di loro la loro umidità e non danno tanto nettare. La Regione è intervenuta stanziando quasi 300.000 euro per l'acquisto di nutrimenti aggiuntivi per le api. La Regione ci dà un contributo per acquistare nutrimento per le api. Primo anno che noi diamo da mangiare noi alle api, non le api che ci danno da mangiare il loro miele. Il cittadino stesso, magari quelli che hanno un giardino in casa, possono fare qualcosa nel loro piccolo. Costruire, basta anche una bacinella, mettendo dentro della paglia oppure delle foglie con dell'acqua. Le api vanno, si abbeverano, portano l'acqua nelle loro arnie e la cosa si può risolvere. Certo, si può risolvere quella della bontà della famiglia. Se poi non manca l'acqua vera e le piante non offrono il nettare, non possiamo farci nulla. E insomma, anche questo succede. Per la prima volta siamo noi a dover dar da mangiare alle api e non loro a noi attraverso il miele. Allora abbiamo ancora un minuto a disposizione che vorrei utilizzare così con l'aiuto di Giovanni De Lorenzi. Allora, qua si diceva come i cittadini, come le famiglie possono aiutare le api. Io le chiedo che contributo possono dare le famiglie per cercare nel loro piccolo quantomeno di evitare, di comunque ridurre quantomeno gli sprechi. Ma mi verrebbe spontaneo dire che basterebbe anche ridurre un po' la pressione dell'acqua per poter risparmiare un po' d'acqua, ma mi sembra così poco, anche se importante, ma così poco rilevante questo tipo di contributo che do, toccando un altro argomento che va sempre nella direzione dell'ambiente. Oggi la politica si sta indirizzando verso una mission di carattere verde e forse è il punto di partenza per rivoluzionare la terra e per cambiare un sistema di vita che è diventato ormai eccessivamente strutturato, non in grado di dare quelle risposte che l'ambiente, l'ecologia, esigono. Qualche giorno fa avrete sentito parlare sulle Dolomiti di incendi molto ampi in un periodo di siccità, no? Provate a immaginare se in un paese di montagna, in un borgo di montagna, dovesse avvicinarsi a un paese un incendio, che fine farebbero quelle case, quelle famiglie, per l'assenza di acqua. È capitato, io ho fatto l'amministratore pubblico tanti anni fa, ma comunque ricordo certe situazioni in cui magari in momenti come questi si andava a verificare un idrante e non c'era l'acqua. Ecco, questo è di fatto uno shock per un amministratore pubblico, per un lavoratore pubblico che va a tentare di spegnere questo incendio e non trova l'acqua. Allora, il valore dell'acqua è un valore veramente importante, è forse il più grande valore che abbiamo sulla Terra, ma come dicevo all'inizio della trasmissione, questo ci viene data dal buon Dio, ci viene data dal destino e noi uomini dobbiamo saperlo governare, regimentare affinché possiamo, anche per le nuove generazioni, essere in grado di dare una risposta concreta affinché l'acqua possa comunque essere il filo conduttore della vita sociale e della collettività. Insomma, questa situazione, per chiudere, non è più sostenibile, dobbiamo tutti noi diventare più sostenibili, no? Nelle nostre attività. Proprio Ringrazio moltissimo i nostri ospiti per il contributo che hanno dato al dibattito, grazie ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci. Buonasera.